Presidente, quando è importante questa convenzione che viene firmata oggi con la Germania che in questo momento, diciamo, in Europa domina per quanto riguarda l'economia? Ed è proprio per questo, l'importanza sta in questo e noi vogliamo come Camera di Commercio promuovere i nostri prodotti aprendo a nuovi mercati. La Camera di Commercio italiana a Francoforte presenta delle potenzialità importantissime. Già abbiamo avuto ieri pomeriggio degli incontri con tutte le strutture alberghiere, oggi le avremo con i produttori, con gli artigiani e con l'agroalimentare. Noi crediamo molto in questo settore, in questa possibilità, in queste frontiere che si aprono con la Germania. Si penserebbe a un mercato già utilizzato, già sfruttato, già conosciuto, ma in realtà ci sono delle potenzialità enormi ancora da sfruttare. Cosa prevede la convenzione? La convenzione innanzitutto è una convenzione rivolta agli operatori agrigentini, delle tariffe agevolate per degli incontri mirati con degli operatori e quindi con dei buyers tedeschi. Noi oggi iniziamo con un primo contatto, è presente il segretario generale della Camera di Commercio italiana a Francoforte che sta raccogliendo le schede delle nostre imprese e tutte le potenzialità che la nostra provincia offre. Da qui nascerà un incontro sia a Francoforte sia nuovamente qui ad Agrigento con degli operatori mirati in modo tale da fare incontrare le nostre offerte con la domanda ad hoc. Una convenzione importante in un momento dove il mercato tedesco, l'economia tedesca è forte e quella italiana un po' meno. Certo, è una convenzione molto importante perché così si dà la possibilità alle aziende di Agrigento e provincia di avere un accesso agevolato al mercato tedesco tramite i servizi che vengono offerti dalle due camere di commercio. E certo che dicevo che l'economia dei due paesi, tra l'Italia e la Germania, in questo momento è nettamente a vantaggio dei tedeschi. Certo, l'economia tedesca si è stabilizzata dopo la crisi, ma questo è un vantaggio anche per l'Italia, visto che molti prodotti italiani vengono esportati in Germania e in Germania i consumi stanno aumentando. E la richiesta turistica, la Sicilia in particolare, come viene vista oggi dai tedeschi? I tedeschi amano molto l'Italia, amano il mare, amano la cultura, amano anche le vacanze e benessere. Sono tutte cose che la Sicilia già offre e adesso il nostro compito sarà quello di farle conoscere ancora di più.